Assume sempre più le dimensioni della sfida politica che non amministrativa, la prima elezione della provincia di Treviso come assemblea dei sindaci. 1269 gli elettori, tra primi cittadini e consiglieri comunali, con esclusione di Resana commissariata, dovranno dare il proprio consenso ad uno dei nomi nelle liste che si stanno mettendo a punto in queste ultime ore. L'altra sera la chiusura della squadra del PD, legata alla candidatura del sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Tra i nomi semplici consiglieri come Antonella Tocchetto e primi cittadini di comunità di peso, come per Vittorio Veneto, con Roberto Tonon, che non teme il superlavoro del possibile doppio incarico di sindaco e consigliere delegato, nuova definizione dello storico assessore. La mia candidatura è soprattutto a servizio della candidatura a presidente di Giovanni Manildo. Qualora anche fossi eletto consigliere, le competenze della provincia con la nuova normativa sono tali per cui sarebbe conciliabile e compatibile con l'attività di sindaco. A questa lista, sempre a sostegno di Manildo, si affiancherà quella dei sindaci civici, anche qui con semplici consiglieri come Sossio Vitale o sindaci come Moreno Rossetto di Breda. Due compagini che si confronteranno molto probabilmente con un'unica lista di centrodestra, con Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, come candidato presidente. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e i conservatori riformisti di Remo Sernagiotto, riuniti ieri, avrebbero già definito i nomi. Per la Lega tutti i sindaci, come Domenico Presti di Arcade o Angela Colmellere di Miane. Consiglieri per Forza Italia, così come per il partito della Meloni e quello di Fitto. Voteranno tutti il 18 settembre e sarà un test per capire la forza della Lega nei comuni, ma anche il gradimento del sindaco Manildo nei 3 anni di questo primo mandato. Indicazioni importanti per il futuro delle elezioni a Conegliano il prossimo anno e nel capoluogo nel 2018, anche se dalla città del Cima, primo test politico nella nuova provincia, non ci credono molto. Si tratta di un organo di secondo livello che vede più liste accanite contro, secondo me, forse anche in maniera eccessiva.